Carissimi Orgu fans, salve. Oggi sono in un posto bello. C'è silenzio. È un paesino che forse nella carta geografica non c'è. E sono in un posto vicino al mare, dove non c'è una spiaggia però. C'è solo un porto dove ci sono tante barche che arrivano, ma piccole barche, piccole imbarcazioni di famiglie. Infatti qui ci si incontra solo per venire a mangiare. Famiglie che si siedono dentro una cucina, famiglie che si avvicinano, il vicino di casa o chissà chi, e mangiano, parlano, discutono, fanno festa, arrostire, cucinare, polente, di tutto. Una cosa veramente bella. Uno spazio meraviglioso, degno di venirlo a visitare, perché non ce ne sono tanti spazi così. No. Marcedì. Ci sono tanti mari, c'è Marcedì, mar dei Carabidi, Mar Ionio, Mar Calagone, ci sono tanti mari. E qui invece sono tutte case. Io ve le faccio vedere, guardate che bella, guardate. Adesso cercherò di farvele vedere in maniera più chiara. Sono tutte casette, guardate. Vedete che si vede il mare là in fondo. In fondo si vede il mare. Poi c'è una collinetta tra il mare e la terra dove sono io. Però non c'è una spiaggia. Se andiamo a vedere non c'è una spiaggia. C'è solo... arrivano delle alghe, come vi stavo spiegando. Ed è bello visitare uno spazio di questo genere. Guardate dietro me. È bellissimo vedere queste vie lunghe, queste casette basse. Guardate. Sì, ci sono delle macchine, ma sono tutti seduti lì a mangiare, a discutere, a parlare. Chissà di che cosa parlano. Saranno cose abbastanza da famiglia, gente che si incontra, che si scontra. Guardate. Marcedì. Adesso facciamo due passi e andiamo verso il mare. È bello questo silenzio. Fino adesso è passata solo una macchina, ma molto furtiva. Io qui venivo quando ero giovane, c'era uno spazio dove si ballava, però non è che si ballasse tutte le domeniche, si ballava solo per le feste, per la festa del 29 giugno San Pietro, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente, perché gli anni mi rubano un po' la memoria, però guardate che bello, vedete, macchine da una parte e dall'altra, ma non tante però, vedete, è tutte casette, tutte case basse. E quindi vi stavo spiegando, venivo a suonare col gruppo qui, ma non con i Barritas, altri gruppi che mi inventavo, le cose belle. Qui c'è un gatto molto passeggione, Miccio, che bello che sei, Miccio, marcediese sei tu, vero? Marcedino. E qui siamo vicino al mare, come potete vedere. Vedete che qui non c'è una spiaggia. Passati fans. Vedete, ci sono tutte imbarcazioni, piccole imbarcazioni, pescatori. Però, come vedete, non c'è una spiaggia. Non c'è una spiaggia. Di qua prendono l'imbarcazione e vanno dall'altra parte dove trovano le spiagge, dove trovano
Vedete, qui c'è una bicicletta. È bello silenzioso. Sta arrivando una barca là in fondo. Qualche gabbiano appoggiato sul palo aspetterà una preda. E quindi, Orgufans, esistono questi posti che sono belli, dove sembra tutto sporco, ma è tutto bello, fermo, a riposo. Quando venivo io ai tempi che avevo 18, 19 anni, 17, 15, 16, era pieno di gente. Adesso la gente magari c'è, ma non è tanta, perché l'emigrazione, perché non nascono più bambini, perché il tempo cambia, perché la guerra, perché tante cose. Come il tempo cambia e ci porta alle novità. Questa è la bellezza di vedere un tempo che cresce o che non cresce, che decresce. Continuiamo a guardare questi spazi. Guardiamo il mare intanto. Vedete, questo è come un porto, è un'insenatura. Quella punta è Capofrasca. Vedete? Di là c'è una torre, è una torre fatta chissà da quanti anni, forse 200-300 anni. Vedete i gattini? Questa è Marcedì, la spiaggia più anomala che io abbia potuto mai conoscere. Spiaggia, un posto di mare. Questo più che altro era un posto per pescatori e quindi si radunavano le famiglie dei pescatori la domenica e i giorni di festa per venire qui a stare insieme, a parlare. Qualche piccola festicciuola, i compleanni, però sono tutte cose belle. Sicuramente qualcuno sta guardando di quelle persone che sono vissute qui, che ci sono state, perché qualcuno mi ha chiesto perché non vai a Marcedì, e io sono a Marcedì in questo momento e me lo sto godendo. Forse non ho mai fatto una passeggiata così da frugarla come la sto frugando oggi con voi. È interessante sapere che esistono questi spazi. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú qué tal? Muy bien.
Aquí tenemos señor Marco, yo me llamo Marco, yo soy sardo pero. Marco Sardo. Y Maribel, que es española, de Madrid. Marisela. Maribel. Maribel, de Madrid. Estás aquí mirando las cosas que... Sí, no había estado nunca aquí en Marchedí. Y Me dije- hemos venido a dar una vuelta. Sí. Un paseo. Me dijeron que ustedes hablan también italiano. Sì. Vamos a hablar italiano. Cosa fate qui intorno? Turista, soy turista yo. Ah, Pero yo soy sardo como tú. sí, pero habla italiano porque no te entiende la gente. Sì, Ah, che por stai eso. parlando- ven Sì, aquí. dimmi allora. Sei turista? Sì, sono turista, sì. Io ho lavorato qui a Oristano, Ah, sì. Sì, io quando lavoravo qui a Oristano ero commissario di polizia Ho capito. e ho diretto l'ufficio stranieri qui a Oristano e anche l'ufficio amministrativo. Quindi mi conoscevi già. Certo che ti conoscevo. E mi ricordo di te, sai perché mi ricordo di te? Perché a volte chiamavi e dicevi che c'erano dei senegalesi che vendevano le tue cassette abusive Esatto. e io mandavo i poliziotti a sequestrare le cassette perché chiamavi tu. Lo sai che le mie Parli cassette... 35 anni fa. Lo però. sai che le mie cassette hanno tirato su come si chiama? I valori del Senegal. Ma va, addirittura Sì, ho sovvenzionato il Senegal. Il Senegal. Vi siete sposati con la signora? Maribel, desde hace da 32 anni. È che vivo emozionata qua. Maribel. Sì, Però sì, ci sì. siamo sposati a Madrid però, eh? Ho capito. Io sì. l'ho trovata, l'ho conosciuta in Spagna e l'ho rubata, l'ho portata qui in Sardegna. Da Madrid a Marcedì. Ecco. Desde Madrid tu Mercedes. Esatto. Solo La- però che abitiamo ad Assemini. Sì, non sì. è- Marcedì è quella spiaggia che non ha... Playa, non tiene playa. È il mare che non ha la spiaggia. Si sono ok. si sono rubati la spiaggia, gli americani. Sì, sì, se la sono rubata. Perché hanno gli i dollari gli americani. Sì, sì. Noi abbiamo l'euro e l'euro si è deprezzato, così. Esatto, Eh? esatto. Però chissà, chi se la godrà quella spiaggia un giorno quando sarà decontaminata. I nostri nostri nipoti, pronipoti. nostri nipoti, Chi lo sa. Niente, io sto facendo queste riprese per i miei fans, che ne ho tantissimi. E lo vedi, io ti Ne seguo. ho che arrivano dalla Spagna, sì, bueno. dal Perù, Ah, del... sono stato in Perù. Io come si ho il dice? contatto su Facebook, ti seguo su Facebook, ho un contatto con te su Sono Facebook. contento, sono contento. Mi allegro. Buongiorno signori. Buongiorno. Ci sono dei passanti che passano e salutano. Bene, siamo felici di aver incontrato Sempre Marco Marco In Maribel. e Maribel noi- qui a Marcedì. e noi siamo felici di averti incontrato, sei sempre una persona squisita e ti Benito, seguo sì. sempre e mi fai sempre ridere, sei E sempre a me también, simpaticissimo. anche a me. Questo spazio andrà in onda sul mio Facebook. Adesso Sì. incontriamo un altro signore. Allora, Venga signore. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao. Venga Sono da il suo questa vecchio parte. fan. Venga da questa parte, guarda. Ah, che bello. Chi sei tu? Come ti chiami? Sandro Uras, Di dove sei, di Sam? Guspini. Eh, E quando venivi a Guspini a rallegrarci, quando eri esatto. giovane. Chiama la tua giovane. signora. Vieni Rosanna che da Benito. Rosanna, venga. vieni. Che ci hai rallegrato la gioventù. Infatti stai ancora ridendo, ho visto. Come si chiama la signora? Venga signora. Rosanna Serpi, Ciao Rosanna, come stai? io bene. Vieni più vicino, non aver paura. Ma cosa stai facendo? Una ripresa perché Una cosa? ripresa per mandarla su Facebook, perché io Ah. incontro la gente, incontro gli amici e poi li faccio vedere. Qualche volta capita, non è che lo faccio sempre. Ok. Ma su questo ponte si può passare in macchina? Ancora? Sì, Abbiamo si sentito può passare. ancora. È, Sì. è a Ribosa Sant'Adi? A A Sant'Antonio Sant'Adi. A Sant'Antonio di Santa. Bene, salutate. Ciao. Dite Mi ha ciao. fatto Arrivederci. piacere. Dite è stato ciao un Urgu piacere. fans. Dite Ciao Urgu fans. Ciao. Bene, adesso facciamo vedere questo ponte che stava segnalando la signora. Io mi giro di spalle e si vede questo ponte lunghissimo. Eccolo là, vedete? È un ponte lungo che attraversa il mare e va a Sant'Antonio di Sant'Adi. Allora, ho incontrato qui due amici che fanno sport. Si corre in bicicletta. Oggi 100 km, 100, 100, 100 km. 105, 110. 110, 105, molto bene. Bel tempo. Come mai hai la fidanzata sordomuta? Allora, intanto hai un'amica. Si dice fidanzata per modo di dire, perché sai, quando si vede una coppia di persone, uno pensa alla fidanzata o alla figlia. Siamo amici e niente, abbiamo la passione della bici. La e bicicletta, viceversa. sì, molto bene. La bici unisce Io non- anche persone che si vedono ogni tanto. Tu di capito? dove sei? Io sono campano, sono di Salerno, Ah. però abito in Sardegna
quasi 40 anni. Bellissimo. Mi è piaciuta, ci sono venuto per lavoro e ci sono rimasto. Sono contento. Lei non parla. Come mai ha perso l'uso? Scherziamo. Grazie per essermi prestato. Intanto vi vedo i miei fans, vi salutano. Salutate. Ciao Urgu fans. Ciao. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao ragazzi. Va bene, ciao. 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 Ciao, stai bene. Gentili amici, adesso sono in compagnia di Marco. Marco sta pescando, si sta divertendo, sta passando un'ora per divertirsi. Esatto, Ti piace pescare? molto. Io sono un vecchio pescatore di canna, Sì. pescavo grandi orate. Adesso da un sacco di tempo che non ci vado, però mi sarebbe sempre piaciuto riprendere. Ma sai, quando vedi questi pesci che soffrono e poi te li devi mangiare e non soffri più. Quando c'è fame si accontenta di tutto. Di dove sei, Marco? Di Guspini. Bene, ma mi conosci a me? Sì. 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 Questa registrazione andrà su Facebook, ti Ok. dispiace? No, non c'è Sei problema. contento? Sì, va benissimo. Bene, saluta gli Urgu fans. Ciao, Ciao Urgu fans, diglielo. ciao Urgun fans. Più forte. Ciao. Ciao Urgun fans. Più forte. Prova. Ciao Urgun fans. Non ce la fa. Eh. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ecco, vedete la lunghezza di questo ponte? Qui si può attraversare. Peccato che è una corsia unica dove le macchine a un certo punto incontrandosi devono rallentare per poter passare, perché sarebbe un costo in più mettere un segnalatore, però mano a mano si usa e si va a Sant'Antonio di Sant'Ari, si va in altre spiagge bellissime. Ok Urgu fans, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto ancora, ciao.